Passo indietro temporaneo dei vertici Speedline che hanno deciso di sospendere la chiusura dello stabilimento di Santa Maria di Sala con 605 dipendenti a rischio posto di lavoro. La comunicazione da parte dell'azienda che fa capo al gruppo svizzero Ronal è arrivata nel corso del tavolo convocato dal Ministero per lo Sviluppo Economico alla presenza dei principali attori istituzionali del Veneto. La Regione sarà presente e garantirà il massimo supporto al fine di conseguire l'obiettivo a tutela dei lavoratori e del sito produttivo, ha commentato al termine l'assessore regionale Donazzan. Ringrazio il ministro Giorgetti, ha invece detto il presidente Luca Zaia, per la velocità e l'efficienza nel dare risposta alla mia richiesta di convocazione di un tavolo veloce e urgente. Apprendo la notizia che per ora c'è una fase di sospensione, ha continuato il presidente. Non dobbiamo abbassare la guardia e soprattutto fare in modo che si trovino soluzioni per salvare quei posti di lavoro e la continuità produttiva di un'azienda strategica per il Veneto e per l'automotive. Da parte nostra, conclude Zaia, c'è la massima disponibilità a seguire l'avvertenza. Resta confermata la manifestazione di domenica alle 11 a Villa Farsetti di Santa Maria di Sala, con politici e parlamentari per tenere alta l'attenzione. Lo stabilimento di Santa Maria di Sala, forse il più grande sito produttivo della provincia, escludendo Fincantieri, si sarebbe dovuto chiudere, secondo le direttive aziendali, nell'arco di un anno, riservando 9 mesi per individuare soluzioni alternative.